Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Hitman Absolution. Quest'oggi ci troviamo in una sorta di edificio fatiscente appena fuoriusciti dal Vixen Club, un edificio abbastanza vecchio e abbandonato da tempo, dove si ritrovano numerevoli pattuglie della polizia individuate da alcuni rumori, probabilmente si ritrovano nel centro dell'edificio. Il nostro unico obiettivo è quello di eluderle e soprattutto di individuare l'uscita al fine di raggiungere il nostro caro e amico. Eccoci ragazzi, bentornati con il nostro caro amico Hitman, a quanto pare sempre con la nostra tenuta da membro dello staff del Vixen Club. Guardate un po' che figo, il Vixen Club deve essere appunto dietro questa bella porta in legno. Allora, vediamo un po' di procedere eludendo la nostra cara polizia. Guardate un po' nella mappa, ci devono essere numerevoli poliziotti alla sinistra della nostra posizione. Vediamo se riusciamo ad attirarne qualcuno qui dentro, magari con il nostro tubo in ferro, che ce lo portiamo dietro da notevoli missioni. Allora, infatti, immaginavo che qualcuno lo sentisse. Proviamo a nasconderci, vediamo se riusciamo a sgraffignare qualche bel equipaggiamento da poliziotto, magari per renderci la vita un pochino più facile. Allora, vi ricordo che abbiamo la nostra bella pistolona silenziatore con 8 colpi in canna, quindi molto utile magari per effettuare delle azioni di soppiatto. Vediamo chi sta arrivando qui. Una guardia, infatti noto già la torcia, e il nostro bodybuilder che sta arrivando qua. Vieni qua, bello amico mio, prendiamolo presto. Vediamo di soffocarlo per evitare eventuali allerte nella zona quindi centrale della polizia. Ottimo, perfetto, possiamo trascinarlo via di qua, il nostro caro amicone. Vediamo di prendere l'equipaggiamento, magari la sua tenuta, anche il cappellino Hitman, mi raccomando, vediamo un po'. Tanto qua non penso che passerà nessuno, quindi possiamo lasciarlo anche qui all'aperto. Prendiamo il nostro bel tubo di metallo, la sua pistolona la possiamo lasciare in terra. Benissimo, procediamo. Allora, oh! Ci devono essere dei poliziotti da questa parte. Oh, maledizione, ma hanno proprio una vista d'aquila. Lì è un altro bel poliziottone, quindi stiamo molto attenti, vediamo un po'. Eccoli qua, ce ne sono ben 4, 5 addirittura, armi automatiche, fucili a pompa, proprio una sorta di team molto ben equipaggiato. Vediamo di procedere in avanti, facciamo fuori il ragazzone alla nostra destra, coltello potrebbe essere abbastanza utile, lasciamo in terra il nostro tubo di metallo, procediamo. Oh, ci ha visto, eccolo. Dannazione ragazzi, eccolo qui. Maledizione, non posso beccare. Adesso sì, perfetto, prendiamolo. Ottimo, un ottimo attacco. Vediamo di neutralizzarlo immediatamente dietro questo pilone in cemento, in modo tale da non essere riconosciuti. Perfetto, possiamo procedere adesso anche al di fuori da questo luogo. Bene, procediamo. Cambiamo riparo, perché no? Siamo probabilmente vicino a una stazione metropolitana, della metropolitana, perché a quanto pare qua dietro passa sempre qualche treno, infatti vedete un po'. Qui c'è un armadio, potrebbe essere utile per nascondere qualcuno. Infatti qua abbiamo questo fighetto qua che si fa il furbo con il suo fucile a pompa. Allora, l'uscita deve essere al piano superiore, vedete un po' nella mappa in basso a sinistra, l'uscita deve essere al piano superiore. E a quanto pare io qua vedo delle scale, forse sono mezze distrutte, però magari possiamo utilizzarle in qualche modo per salire. Allora, vediamo un po', attenzione che sta ritornando il nostro caro amico, vediamo di aspettare ragazzi qualche altro secondo, senza fretta dobbiamo agire, eccolo qua. Il coltello possiamo anche nasconderlo, visto che abbiamo la tenuta da poliziotto, magari ci intravede e con l'istinto possiamo fuggire. Quindi vediamo un po' il nostro amico se ne va, guardate che figo, pelatoni addirittura, vuole imitarci ma non ci riuscirà mai. Procediamo. Bene. Allora, a quanto pare le scale sono abbastanza inagibili, sia dal piano di sopra che dal piano di sotto, vediamo, ma il nostro bersaglio deve essere al piano di sopra, quindi qua probabilmente ci deve essere qualche bella sporgenza. Vediamo se è vero, immaginavo, perfetto. Allora, tiriamoci su. Alla nostra sinistra non c'è niente, quindi vediamo alla nostra destra. Perfetto, qua c'è un bel pianerottolo, una specie di piattaforma, possiamo sfruttarla magari per procedere. Allora, vediamo dove siamo arrivati. Bene, siamo al piano superiore, ci devono essere delle telecamere di sicurezza qui intorno. Il nostro obiettivo sarà dall'altra parte dell'edificio, probabilmente ancora a un piano superiore. Vediamo da questa parte. Di qua abbiamo tutta la visuale su tutti i nostri agenti. Vediamo un po', possiamo addirittura scendere. Sono tutti raggruppati qui intorno. Vediamo un po'. Qua c'è un'altra bella finestrella, vediamo cosa possiamo fare. A quanto pare non riusciamo a vedere nessuno di qui. Dobbiamo trovare il modo, probabilmente il nostro obiettivo deve essere da questa parte. Immaginavo, qua ci devono essere delle scale, perfetto. Quindi dobbiamo trovare magari il modo per distrarli e riuscire a scendere di qui, perché se scendessi adesso probabilmente mi vedrebbero. L'istinto non ci servirebbe a nulla, perché vedere appunto un agente di polizia appeso a un legno gli verrebbe qualche domanda. Quindi vediamo un po'. Questa può essere utile, tanica di benzina, magari la possiamo lanciare. Qua ci... Oh! Attenzione! Un cadavere! Oddio, poverina, deve essere una dello strip club. Aspettate. Forse...
possiamo gettarla da qua sopra, la nostra amica occulta, avevo visto prima il tasto, e magari attirare le guardie. Devono essere però tutte le guardie, in modo tale da fargli guardare il corpo e noi possiamo procedere dalla finestra dove c'era scritto scendi, senza usare la tanica di benzina. Vediamo un po', ecco che stanno discutendo i nostri amici, vediamo, ecco sta scendendo, proviamo adesso ragazzi, occulta Hitman, presto presto, dannazione. Non ho fatto in tempo ragazzi, vediamo adesso quando il nostro agente ritornerà dall'altra parte, vediamo di lanciarglielo proprio sulla testa la nostra amica, eccolo qua, perfetto, aspettiamo che adesso cambi direzione. Sta procedendo verso l'altra parte. Dobbiamo trovare il momento giusto per raccogliere tutte le guardie in questo punto, in modo tale che noi arriviamo dall'altra parte senza problemi. Ok, ecco che stanno arrivando i soldati. Vediamo. Andiamo. Ecco che ha superato appunto il luogo. Vediamo se si avvicinano questi maledetti. Presto. Dannazione. Dobbiamo attendere il momento giusto ragazzi. Di qui però non ho molta visuale. Vediamo qui sotto. Dannazione, ci devono essere. Ecco che stanno arrivando, perfetto. Avanti. Gettiamola. Avanti, ecco che sta passando. Presto, 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 presto. Avanti, forse hanno sentito qualcosa. Vediamo un po'. L'hanno vista. Andiamocene via. Presto. Forza. Maledizione, non tutte le guardie sono andate ragazzi. Mannaggia. Presto, procedete da quella parte. Perfetto, 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 perfetto. Adesso, via, 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 via. Procediamo. Via, abbiamo tanto istinto. Tantissimo istinto. Via, lasciami in pace, non c'entro niente io. Perfetto ragazzi, utilizziamo magari adesso la nostra pistola con il tiro automatico, se mi ricordo appunto come si fa. Non c'è bisogno. Oddio, ci hanno visto. Maledizione. Crepa, brutto stronzo. Lasciami in pace. Ce l'abbiamo fatta, volevo colpirli tutti e due immediatamente, solo che ho visto quella persona sola. Vediamo di passare da questa parte. Perfetto, qui c'è una sporgenza, non è che ci vedono. Via, via, presto, presto, presto Hitman. Via di qui. Via. Via, usciamo dall'edificio, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Non è andata proprio come volevo, comunque il trucco ha quasi funzionato. Sto tornando a Chinatown. Rimani nascosto e guardati le spalle. Oh sì, beh, tu fai presto a dirlo. Questo è Birdie. E quel Wade? Dicono che quello sa come farti cantare. E lo sappiamo bene entrambi che io ho molto da dire. Vedi di fare presto. Mantieni la calma. Bene ragazzi, eccoci finalmente all'aperto. A quanto pare ci troviamo nella nostra sezione del mini market e vediamo un po' quello che possiamo fare. Allora, innanzitutto la nostra Chinatown deve essere a una sorta di 100 metri dalla nostra posizione. Per quanto riguarda la nostra mappa, forse deve essere dietro quella sorta di cisterna. Vediamo un po' come arrivarci. Allora, innanzitutto analizziamo l'ambiente circostante. Vediamo, innanzitutto di qua possiamo scendere, come potete ben vedere, barra spaziatrice. Però forse non è l'idea adatta, ci sono numerevoli guardie. Diamo un'occhiata, una guardia con pistola qua alla nostra sinistra. Diamo un'occhiata qui. Bene, due guardiani davanti alla porta principale. Forse deve essere quella del mini market. Allora, vediamo un po' come possiamo arrivare. Mentre camminavo da questa parte avevo visto una scala bella. Possiamo passare di qui, forse, vediamo un po'. Attenzione, forse è sbarrata la via. No, 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 perfetto, possiamo scendere. Ah, attenzione, ci sono i piccioni viaggiatori qui intorno. Sporgenza, questa può essere utile. Vediamo di qui. No, forse non è l'idea adatta, ci sono molti poliziotti. Vediamo dalla sporgenza dove arriviamo. Con calma. Attenzione, c'è una guardia qui dentro ragazzi. Vediamo di entrare al più presto, magari soffocarla, perché davvero vedere una guardia qui appesa al cornicione è molto ma molto ridicolo. Quindi vediamo di entrare. Oh! Attenzione! Questo è cieco ragazzi, ma cieco completo. Vieni qua, maledetto, mi ha fatto prendere un colpo. Vediamo di soffocarlo. Dannazione. Ah, perfetto. Vediamo di raccoglierlo. Neutralizzazione, perfetto. Si farà una dormita di 5-6 ore dentro questo bel cassonetto. Ok, vediamo, ricordati amico mio di lavarti appena esci di qui però. Ok, allora, vediamo un po', il travestimento glielo possiamo anche lasciare. Abbiamo sempre il nostro coltello, vero? Perfetto, lì c'è un bel martello, però un martello pesante. Perfetto, possiamo addirittura prenderlo. Vediamo, scendiamo al piano di sotto, diamo un'occhiata cosa c'è. Calma, non è che c'è qualche guardia, magari dietro questa bella piattaforma possiamo guardare. Allora, infatti, ci sono guardie qui intorno. Vedete un po' con tutte queste torce. Ah, qua c'è un bel ragazzone che si fuma una sigarettina. Magari possiamo prendere il suo equipaggiamento per passare inosservati. Potrebbe essere un'idea. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Magari col martello pesante lo possiamo condurre qua sopra. Vediamo se questo bodybuilder se ne va di qui. Oh, amen. Perfetto. Lanciamo il nostro martello magari al piano di sotto. Vediamo se è così stupido da venire sopra. Ottimo, perfetto. Saliamo.
Allora, innanzitutto possiamo utilizzare magari il coltello per condurlo al piano superiore, ma mi devo ricordare di non scannarlo, perché ci farebbe perdere notevoli punti, visto che è un civile. E forse con il suo equipaggiamento possiamo arrivare anche dentro al minimarket e magari oltrepassarlo, perché a quanto ho capito la nostra Chinatown è oltre al minimarket, quindi dobbiamo attraversarlo. Attenzione, eccolo qui, vediamo di lanciare adesso il coltello. Dannazione, non l'ha sentito, o forse sì. Vediamo. Sì, 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 l'ha sentito, perfetto. Ecco che si avvicina. Intanto noi mangiamoci la pizza qui che si stava mangiando il nostro amico. Vediamo se passa inosservato. Mamma mia, che lento. Sembra uno zoppo, ragazzi. 2 ore per salire 10 scalini. Vediamo un po'. Vai in avanti, amico mio. Oh, perfetto. Vediamo un po' di soffocarlo, ragazzi, in modo tale da non perdere punti. Vieni qua, amico mio. Adesso ti fai un altro giro di sola andata con il nostro poliziotto già nel baule. Travestiamoci adesso in modo tale da non confonderci con i travestimenti. Guardate che figo Hitman col cappellino da commesso. Lo vedo proprio nei panni del commesso. Ok, occultiamolo qui dentro. Benissimo. Tiriamolo su. Perfetto. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Innanzitutto il coltello ce lo riprendiamo. Adesso penso che possiamo attraversare la zona inosservati, visto che le guardie... Oh, ci hanno sentito? Ho sentito qualcuno urlare. No, va bene. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Vediamo. Forse qua ci deve essere qualcosa di importante. Qua c'è un frigo. Niente, niente, niente. Possiamo procedere dritto. Allora, a quanto ho visto ci sono 3 guardie qui intorno. Calma, vediamo un po'. Non ci deve essere nessun altro, ok? Quindi qua possiamo passare completamente inosservati, visto che non abbiamo problemi di avere altri uomini del nostro rango. Qua c'è una bella scala. Saliamo al piano superiore. Benissimo. Ah, attenzione! Ci deve essere qualcuno, un altro cameriere da queste parti. Ah, eccolo lì, dannato. Era alla finestrella, si stava fumando una sigarettina. Allora, vediamo un po'. Ah, siamo passati di qui, ragazzi. Vi ricordate appunto da quel cornicione? Potevamo passare anche da questa da questa panca in legno. Va bene. Procediamo dalla nostra sporgenza. Vediamo dove arriviamo. Calma. Attenzione. Qui c'è il commissario Rex. Vediamo un po'. Arrampichiamoci. Bene. Vediamo di soffocarlo anche questo, ragazzi. Vieni qua, amico mio, ci stai facendo scoprire. Guardate quante delle grandi sigarette che si è fumato il nostro amico. Dobbiamo seguire sempre la via dei mozziconi di sigaretta. Ci porterà praticamente alla fine. Qua c'è un bell'armadio. Magari possiamo occultarlo qui dentro. Ottimo. Tirati su, amico mio. C'è lo spazio forse per una sola persona. Vedete, ci sono dei fogli qui intorno. Allora, perfetto. Vedete un po' la via dei mozziconi di sigaretta che ci porta sempre a buon fine. Bene, allora, qui c'è un bivio. Possiamo procedere qui in basso, magari dall'altra parte. Vediamo un po'. Cosa c'è qui? Vediamo. Calma. Ah, qua c'è una guardia. Vabbè, non dovrebbe essere un problema, a meno che non manteniamo un alto profilo. Bene, procediamo. Che sta guardando questo stronzetto da questa parte? Che c'è di così importante? Ah, una botola. Una grata. Cos'è? Ah, una specie di scala. Perfetto. Vediamo se sposta lo sguardo da qualche altra parte. Questa deve essere l'entrata del supermarket. Benissimo, amico mio. Dai che mi sto bagnando tutta la capocciona pelata. Fatti un giro. Ah, bene. Scala. Vediamo dove arriviamo. Calma. Attenzione a non scivolare che le scale sono bagnate. Ok. Dove siamo? Oh mio Dio, che cos'è? Ah, siamo in una specie di macello. Qua ci sono delle carni e un kit del primo soccorso. Possiamo utilizzarlo, magari per ripristinare la vita. Bene, è una cella frigorifera. Vediamo un po'. Allora, qua fuori ci sono altri maledetti Crazy Fireworks. Fuochi d'artificio? Ah, fuochi d'artificio. Guardate là il bel razzetto, forse in onore di Capodanno. Lo dovevo fare forse una settimana prima questo bel gameplay. Allora, vediamo un po'. Fuochi d'artificio. Intanto qua c'è qualcuno che rompe un pochino le scatole, qualche altro membro dello staff. Possiamo magari attirarlo qui dentro per nasconderlo in quella cella frigorifera. Però forse non è l'idea adatta. Oh! Qua hanno proprio degli occhi d'aquila. Hanno una vista proprio perfetta. Forse, maledizione, non vorrei ucciderlo il nostro amico. Vediamo. Deve essere solo lui qui dentro. Ma sì, proviamoci, ragazzi. Lanciamo la nostra il nostro coltello. Anzi no, aspetta, forse se ne sta andando. Perfetto, qui ce ne deve essere qualcuno. Vediamo. Diamo un occhio. Non c'è nessuno, perfetto. È l'unico all'interno di questa stanza. Dobbiamo provare ad attirarlo qui dentro. L'unica mossa. Perfetto. Vediamo che abbiamo attirato. Se attiriamo... Eccolo che sta arrivando. Vieni qua, bello. No, 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 no. Che paura, ragazzi. Via di qui. Tiriamoci su.
Allora, adesso è una situazione molto delicata. Il corpo dobbiamo portare, non possiamo portarlo alla cella frigorifera, lasciamolo qui dentro, non lo riconoscerà nessuno. Bene, allora, cosa c'è qui? Abbiamo il nostro istinto, fuochi d'artificio avevo visto, vediamo. Oh, una guardia. Fuochi d'artificio. Attenzione, come va, amico mio? Sta a posto? Procediamo dritto. Oh. Via. Oddio. Valvola? Chiudi la valvola. Deve essere qualcosa di importante. Vediamo un po'. Presto, 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 presto. Via di qui. Via di qui. Servirà a qualcosa. Sarà la valvola. Oh, forse ho capito, ragazzi. Devo fare un attimo pausa per spiegare il mio piano. Allora, forse questa era, se tutto riesce potremmo farcela. Allora, questa forse deve essere la valvola dell'impianto antincendio, perché tutte le valvole che ho girato fino adesso sono state delle valvole antincendio. La prima volta nella sezione del giardinaggio e tutto il resto. Quindi, vediamo un po'. C'erano dei fuochi d'artificio, se non ho sbagliato. Quindi magari possiamo accenderli per creare un po' di trambusto e scappare. Forse potrebbe riuscire, ragazzi, non sono sicuro. Attenzione. Chi c'è che sta arrivando qui? La guardia, bella. Procediamo. Dritto. Accendi i fuochi d'artificio. Avevo ragione, ragazzi. Attendiamo che la guardia si faccia un giro verso la zona della cassa. Accendiamoli, Hitman. Presto, presto. Accendiamoli. Via. Le accesi. Oh, aiuto! L'allarme antincendio è scattato, ma noi l'abbiamo chiuso, come avevo capito. Via di qui. Via, 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 via. Sfruttiamo la confusione per passare inosservati. Dov'è? No, 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 non devo andare di qui. Via, 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 via. Perfetto, c'è anche del fumo. Usciamo di qui. Usciamo di qui, ragazzi. Via. Via di qui, ragazzi. Non so preciso dove sto andando, ma io ci provo. Ok. Ok. Perfetto. Non vedo un accidente. Spostati, maledetto. Ti prendo a calci. Oh. Oh merda, credo di dover... Via, no, non mi devi niente. Basta che ti fai i fatti tuoi. Perfetto, questa è l'uscita. Ce l'abbiamo fatta. Non ci credo. Ha funzionato. Via di qui. Esci. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ha funzionato. Mamma mia. Vediamo un po' uscita raggiunta. Vediamo un po' il punteggio che siamo riusciti. Allora, ragazzi, vediamo come riusciamo a procedere. A quanto pare ci sono notevoli guardie. Ma forse il nostro equipaggiamento da guardia, anzi da detto del mini market, potrebbe servire anche da questa parte. Proviamo ad andare avanti. Attenzione. Qui alla nostra sinistra c'è una bella via. Magari possiamo procedere da quella parte. Attenzione. Qui c'è una specie di contatore della luce. Questa è una specie di oggetto base, come appunto quella manovella nel mini market. La manovella eliminava direttamente l'acqua, gli impianti di, come possiamo dire, di raffreddamento, mentre quella direttamente la luce eliminerebbe tutte le luci qui intorno. Quindi magari possiamo distrarre le nostre guardie con quel contatore, oppure magari procedere da questa parte, ok? Con calma. Presto. Proviamo a raggiungere l'altro riparo. Attenzione. Non ci hanno visto, meno male. Il nostro equipaggiamento è ancora efficace. Benissimo. Attenzione. Qua ci sono notevoli guardie. Una prova. Questa può esserci utile. Vediamo un po'. Abbiamo ricaricato tutto l'istinto e abbiamo guadagnato un altro bel obiettivo, ovvero collezionista di prove. Attenzione. Signore, polizia. Qua mi pare dura, ragazzi. Attenzione. Speriamo che la porta non sia bloccata, perché altrimenti siamo fritti. Vediamo un po'. Dobbiamo forzare la serratura. Presto. Oh, no, 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 no. Interrompi. Dobbiamo fare necessariamente qualche cosa. Dobbiamo distrarre le nostre guardie in qualche modo. Procediamo in avanti. Vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Dobbiamo necessariamente eliminare la luce. Ok. Vediamo, prendiamo una bottiglia qui in terra. Nessuno ci noterà. Perfetto. Facciamo finta di essere degli ubriaconi. Allora, vediamo un po'. Vediamo di distrarre la guardia che abbiamo dinanzi a noi, magari con la nostra bella bottiglia. Non ci ha visto, benissimo. Guarda che ti vedo. Guarda che ti vedo, ci vedrà la nostra bella testona pelata. Girati dall'altra parte, amico mio, che devo distrarti. Avanti. Bella, adesso. Perfetto. Vai a dare un'occhiata. Bene, sabotiamo. Ottimo, via, 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 via. Ottimo, vediamo, adesso arriveranno sicuramente a dare un'occhiata lì dentro. Forza. Maledizione, ma la luce qui dentro proprio non è andata via.
Ah, dannazione, vediamo di prendere un'altra bottiglia magari per attirare le guardie qui fuori. Ok, proviamoci almeno. Dannazione, tutte le guardie stanno guardando un luogo, quindi forse ce la facciamo, dai. Forza, 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 la tua abilità che avevi in Skyrim, Hitman. Forza, bravissimo. Ottima ad eliminare il catenaccio, ce l'abbiamo fatta. Vediamo dove siamo arrivati. Ah, un bel video, godiamocelo. Merda, sono qui! 3 degli uomini di Wade stanno facendo domande tra la folla. È solo questione di tempo prima che mi trovino. Devi tirarmi fuori di qui, amico. Devi, adesso, per il tuo bene. Stai calmo, Birdie. Non fare niente di stupido. Me ne occupo io. E qui inizia, ragazzi, un altro capitolo della nostra missione. A quanto pare ci troviamo al Capodanno cinese. Chissà dei botti che lanceremo. 86.000 punti sono molti, e quindi chissà quello che riusciremo a combinare. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi. Fatemi sapere soprattutto se ci sono altre strategie per risolvere gli enigmi che sono stati appena adesso risolti in un modo o nell'altro. Fatemi sapere, ragazzi, con un commento, magari un bel voto. Ciao a tutti dal vostro Edward Van Helgen.